Il vino come le sigarette con indicazioni di allarme sulle confezioni. L'Europa autorizza l'Irlanda ad inserire sulle etichette delle bottiglie di vino, birra e liquori l'avvertenza che il consumo di alcol provoca malattie del fegato e che alcol e tumori mortali sono direttamente collegati. Il via libera dell'UE, nonostante il parere contrario di diversi stati, tra i quali Italia, Francia e Spagna, sta suscitando un vespaio di polemiche, una scelta assurda che rischia di costituire, secondo il presidente della regione Veneto Zaia, un pericolosissimo precedente soprattutto per le produzioni genuine a denominazione risultato di secoli di cultura enoica come le nostre. Quella del vino, prosegue Zaia, è una delle maggiori voci della produzione e dell'export del Veneto, che da un'azione come questa rischia di subire ingenti danni dell'ordine di miliardi di euro. Di provvedimento sbagliato e inefficace che non mira a risolvere un problema che evidentemente sta altrove parla l'europarlamentare trevigiano Gian Antonio D'Arè, che annuncia battaglia affinché in Europa un simile provvedimento non trovi l'approvazione. Preoccupate le associazioni di categoria degli agricoltori. Equiparare l'alcol ai prodotti cancerogeni può starci, assolutamente non va fatto per quello che riguarda il vino e la birra, perché appunto la quantità di alcol presente è limitata. Oltretutto si parla di prodotti che hanno una storia, una cultura, un lavoro di migliaia di persone dietro e non è giusto che vengano trattati appunto al pari delle sigarette. La questione ora si sposta sul piano politico. A livello nazionale, la CIA si è già mossa contattando il ministro o comunque i vari sottosegretari che si occupano della questione, affinché, si battano i pugni in Europa. Assieme a noi abbiamo comunque tutti gli altri stati produttori, Spagna, Francia e altre comunque, realtà europee che si sentono comunque condizionate da questa scelta dell'Irlanda che appunto non può essere assolutamente condivisa, perché più che un'attenzione alla salute, a noi sembra più un condizionamento dal punto di vista commerciale.